Mai io pensavo che viene un giorno ho trovato tutto finito, tutto distrutto così. Mi dispiace veramente, una tragedia. Mi fa male perché io ho messo un capitale qua. A parlare è Bushra El Abbassi, che con il marito e i figli gestisce questo negozio di ortofrutta e macelleria islamica a San Zenone degli Ezzelini. Il locale è stato preso di mira stanotte da ignoti che, probabilmente usando del liquido infiammabile, hanno appiccato le fiamme. Il rogo si è propagato velocemente all'interno dell'esercizio commerciale, quindi la deflagrazione è così violenta da scardinare la vetrata d'ingresso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco da Castelfranco, Asolo e Treviso, evacuate le 2 persone che vivono al primo piano di questa palazzina di via Marconi. Spetterà ora ai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, far luce su quanto accaduto e sulle ragioni del raid incendiario. Secondo i militari dell'Arma sarebbero da escludere piste legate al razzismo o di matrice religiosa. Fino adesso nessuno mi hanno detto niente, anche non sappia niente. Nessuno sappia che un giorno avviene così le cose, veramente duro e mi fa male.